Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. La crisi idrica investe anche il comparto caseario, il rischio è la macellazione forzata del bestiame. La nostra inchiesta di oggi a Castel di Judica, intanto diversi comuni nella provincia di Palermo sono a secco per lo scoppio dell'acquedotto Nuovo Scillato. Messina, divieto di balneazione su 2 chilometri di costa nella Riviera Nord. Oggi il sequestro di un locale che insiste sulla zona da sempre più amata e frequentata da turisti e cittadini. Nessuna barriera architettonica e tutti al mare. A Marina di Priolo, nel Siracusano, un esempio di inclusione nella spiaggia interamente attrezzata per i diversamente abili. Catania ha la sua terza isola ecologica. A Librino inaugurato il centro di conferimento comunale entro settembre, altri 3 punti di raccolta. Il sindaco trantino: non lasciate per strada gli ingombranti, portateli qui. La riforma sull'ex province viene prima affossata poi rinviata, slitta la data del voto all'Ars. Intanto all'interno di Forza Italia malumori per la sospensione di Edita Maio e Ottavio Zacco. Francesco De Gregori in Sicilia, grande attesa questa sera a Catania per il concerto alla Villa Bellini, a Noto e Palermo le altre date. La campionessa olimpica Rossella Fiammingo parla a qualche ora di distanza dalla vittoria di Parigi. Dopo la conquista dell'oro ho dormito pochissimo, una medaglia desiderata che adesso è diventata realtà. Il Catania pareggia a reti bianche con il Pineto nell'ultimo test match del ritiro umbro. Sabato l'esordio in Coppa Italia con la Carrarese sul mercato. Arriva Guglielmotti. Ancora ben trovati, partiamo con la crisi idrica, quella che non fa sconti neppure nel comparto caseario. Oggi siamo andati a Castel di Judica, nella zona attorno alla Piana di Catania, aziende zootecniche che sono messe in ginocchio dalla mancanza dell'acqua. Il rischio è la macellazione forzata del bestiame. La nostra inchiesta è di Orazio Longo. Sembrano volerci dire abbiamo sete. Qui siamo a Castel di Judica, attorno alla Piana di Catania. Dopo gli agrumeti e gli uliveti, ora tocca a loro alzare il grido di dolore. Ennesimo capitolo di una crisi idrica che non risparmia proprio nessuno. E questo è il loro pranzo. Quindi voi mettete la pianta di fico d'India verde estirpata qua e le capre, le pecore se le mangiano, sì, propriamente. E questo è l'unico alimento verde che quest'anno hanno mangiato, perché in mancanza di erba l'unico alimento verde. Non ce la fanno più gli allevatori del comparto zootecnico, non ce la fanno più le capre, le pecore, le mucche, gli asini, soffrono anche loro. Quello è l'unico appezzamento di ristoppie che è rimasto quest'anno. Dovevano rimanere i terreni tutti così, invece è rimasto solo questo pezzetto e tutto quello che vedete attorno è tutto senza paglia. Manca l'acqua, andando avanti così il rischio è la macellazione forzata. E se continua così siamo costretti ad abbattere gli animali perché non abbiamo cosa dare da mangiare. Lo stop alla produzione di latte e formaggio o semplicemente un aumento esponenziale dei prezzi al dettaglio, se è vero come è vero che per abbeverare il bestiame bisogna procurarsi l'acqua dalle autobotti a 300 euro alla volta, che significa ogni 2 giorni. E ogni 2 giorni dobbiamo fare arrivare un'autobotte e provvedere per l'acqua per gli animali. Naturalmente non basta dire che è un'estate eccezionalmente calda e secca, non basta neanche dire che ha piovuto poco d'inverno. Quello che si vorrebbe sentire è che si è avviato un programma serio di ristrutturazione della rete idrica, sempre più vecchia e malfunzionante, e un progetto di costruzione di impianti adeguati al 2024 per la raccolta e la distribuzione dell'acqua, senza dover aspettare l'estate più secca degli ultimi 20 anni per delegare agli altri le responsabilità e fare spallucce. La Regione ha disposto l'utilizzo delle acque dell'invaso Ragoleto per l'irrigazione di soccorso delle aree irrigue servite dal Consorzio di Bonifica 8 nella misura di 9.000 metri cubi al giorno per tutto il mese di agosto. L'ordinanza è di carattere emergenziale, concordata in una riunione tecnico-operativa che si è tenuta in prefettura a Ragusa. Restiamo sul tema della crisi idrica, piove davvero sul bagnato, diversi comuni della provincia di Palermo sono infatti a secco
Ecco, adesso per lo scoppio dell'acquedotto Nuovo Scillato, mentre ad Agrigento l'acqua continua a perdersi per strada. Intanto la regione siciliana ha autorizzato il prelievo da 3 pozzi a una società di Cammarata per uso non domestico. Davide Sarto. Nella provincia di Palermo piove sul bagnato della crisi idrica, è scoppiato l'acquedotto Nuovo Scillato a Cerda. A secco tanti comuni tra Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Ficarazzi, Villabate, la zona industriale di Termini Imerese, la frazione di Portella di Mare di Misilmeri e zone periferiche di Palermo. L'AMAP avverte che i lavori di riparazione si protrarranno nel tempo. Mai fine al peggio. A Agrigento domani alle ore 18 si raduna alla Fiera della Vittoria per marciare verso la prefettura invocando l'acqua che nel frattempo si spreca a causa della rete idrica Colabrodo, come appena avvenuto qui. Il guasto alla rete è nei pressi della via Gioeni. Decine di metri cubi d'acqua sono riversati nelle caditoie fino alla sottostante piazza Aldo Moro innanzi alla prefettura. E da Agrigento a Gela, dove Siciliacque ha ridotto le forniture idriche ai serbatoi di Capo Soprano e Montelungo con gravi difficoltà per gli utenti. E nell'arco di una sola giornata la Regione ha autorizzato il prelievo da 3 pozzi ad una società di Cammarata per uso non domestico. L'acqua servirà per irrigare i terreni adibiti a verde attrezzato grazie ai primi effetti della direttiva del governo Schifani che snellisce le procedure per essere autorizzati ad attingere acqua non potabile. E in una nota Siciliacque precisa che la riduzione della fornitura idrica al comune di Gela è conseguente ad un provvedimento della bioraffineria di Gela che ha richiesto a Siciliacque una rimodulazione temporanea della portata prelevata dalla diga di Rillo da 100 a 70 litri al secondo per effettuare una riparazione nella condotta. Di conseguenza Siciliacque sottolinea di essere in attesa di una comunicazione da parte della bioraffineria per il ripristino delle normali forniture. E adesso andiamo a Messina. Messina da giorni insiste il divieto di balneazione su circa 2 chilometri di mare. Quegli stessi chilometri che sono i più frequentati dai turisti, dai cittadini. Oggi il sequestro di un locale appunto sul posto. Francesco Triolo. 2 chilometri di mare sulla riviera nord messinese interdetti alla balneazione da una settimana dopo il divieto disposto dal comune a seguito della segnalazione dell'ASP sulla presenza di batteri inquinanti. Il comune ha inviato la sezione ambientale della Polizia Municipale per le verifiche di controlli e dopo aver ottenuto anche i risultati delle analisi sul tratto di mare interessato suddiviso in 6 microzone ha individuato la causa. Così questa mattina hanno provveduto al sequestro di una parte di un locale della zona, nello specifico dei bagni e dell'impianto di sollevamento delle acque reflue collegato agli stessi servizi igienici. Dalle verifiche dei tecnici di AMAM e della Polizia Municipale è emerso che la pompa di sollevamento delle acque reflue che avrebbe dovuto condurre gli scarichi verso la condotta fognaria non funzionava e così i liquidi finivano sulla spiaggia. È stato deciso quindi di sequestrare l'area e il verbale verrà trasmesso adesso all'azienda sanitaria che potrà quindi effettuare un nuovo campionamento della zona. Se i risultati dovessero essere nuovamente nella norma, potrà essere revocata l'ordinanza con il divieto di balneazione e quelle spiagge potranno tornare nella piena fruibilità dei messinesi e dei turisti. C'è un'ultima ora che riguarda la questione dei rifiuti a Palermo, ne abbiamo parlato ampiamente nel corso dei nostri telegiornali, la situazione è davvero drammatica e così dalla RAP è arrivata la richiesta, l'invocazione ai sindacati di poter dare il via ai doppi turni. Oggi riunione in prefettura e i sindacati con senso di responsabilità, si legge in una nota, hanno accettato di fare i doppi turni. Voglio ringraziare i dipendenti per lo sforzo che stanno dando in questi giorni e accetteranno questa fatica, turni di lavoro indispensabili, basta dire, appunto è la nota della RAP, che in un giorno abbiamo accumulato più di 2000 tonnellate di rifiuti che si aggiungono a quelli ancora da raccogliere. Parliamo ancora di mare, ma di un mare che include in particolare di una spiaggia inclusiva a Marina di Priolo, siamo nel Siracusano, c'è una spiaggia interamente attrezzata per i diversamente abili, è andato per noi e ce la fa vedere il nostro Francesco Aloi. Al mare senza barriere. No, non è uno slogan, ma la realtà. Siamo a Marina di Priolo, a qualche chilometro da Siracusa. Qui il comune ha dedicato un tratto di spiaggia libera ai diversamente abili. Sono ritornato in acqua a fare il bagno autonomamente
e con gli operatori che ci assistano in qualsiasi movimento. Facendo un giro notiamo che l'inclusione è veramente di casa. 10 le postazioni attrezzate, ombrelloni, lettini, passerelle e bagni. Tutto è pensato per chi è in sedia a rotelle. L'anno scorso abbiamo fatto una sperimentazione, è andata benissimo e l'abbiamo fatta per un mese. Quest'anno abbiamo raddoppiato in 2 mesi. È un'operazione che abbiamo fatto del tutto gratuitamente. Chi viene qui non è mai solo. C'è infatti un servizio di accoglienza con operatori qualificati. Qui siamo una grande famiglia, finalmente loro possono venire, possono stare con noi, se vogliono entrare in acqua noi siamo con loro, li aiutiamo. Possiamo stare con loro pure a parlare, è anche un modo per socializzare. Ma il mare deve essere accessibile sempre, qui come altrove. E secondo gli ultimi dati, sembra che su questo fronte la Sicilia stia facendo passi in avanti. 2014 i numeri erano 10 spiagge accessibili in tutta la Sicilia, siamo arrivati al 2024 con ben 194 spiagge accessibili, di cui 50% pubbliche e 50% private. Andiamo a Catania, oggi è stata inaugurata la terza isola ecologica della città, si trova nel quartiere di Librino. Il sindaco Trantino ha invogliato i cittadini a conferire correttamente perché chi lo farà sarà anche premiato. Giusy Lazzara. Apre a Catania la terza isola ecologica. Il centro comunale di raccolta in viale Biagio Pecorino a Librino servirà a tutta la città per conferire diversi tipi di rifiuti, comprese quelle frazioni che non vengono ritirate a domicilio. Così grandi quantità di imballaggi in vetro, plastica, cartone, farmaci scaduti, toner, elettrodomestici e mobili potranno essere smaltiti correttamente. Se per esempio hanno della plastica, devono partire, non possono aspettare la domenica sera per lasciarla fuori casa, possono venire a conferire qui, ed è anche un'operazione vincente perché poi in questo modo si può avere anche uno sgravio della Tari. Un passo in avanti nella dolente raccolta di rifiuti gravata nelle ultime settimane anche dalla cenere vulcanica. Altra questione riguarda l'abbandono di ingombranti ai bordi delle strade. Nei centri comunali di raccolta sarà consentito lo scarico da parte anche degli svuotacantine, in modo che così non saranno più costretti a lasciare tutto quanto nelle strade della città, creando quella condizione di degrado noto a tutti. Il nuovo centro di raccolta si aggiunge a quelli di Via Giani, a Picanello e Viale Tirreno a Trappeto Nord. Altre isole ecologiche sono previste nel piano generale da 5 milioni di euro. A breve apriranno altre strutture quasi già completate in Via Montenero, Via Forcile e Via San Filippo Neri e Vagliasinni, una per ogni municipalità. A Catania sempre terminerà domenica 11 il piano straordinario di pulitura dalla cenere nelle strade della città. Nella notte tra il 3 e il 4 l'ultimo step di pulizia meccanizzata che include anche l'importante arteria di via Passogravina. Poi si procederà con spazzamento di piazze e marciapiedi rimanenti e verrà completata la rimozione di tutti i sacchetti di cenere che i cittadini hanno posizionato sotto casa. Particolare attenzione al quartiere Picanello, ancora in difficoltà, dove si è evidenziata la maggiore concentrazione di polveri con una ricaduta triplicata rispetto ad altre zone cittadine. Noi Eccoci qua, restiamo in tema perché a Catania è polemica dopo l'approvazione sul documento di bilancio che prevede un possibile aumento della Tari. Non ci sta l'opposizione, mentre il sindaco trantino interpellato dice è una strumentalizzazione politica, aumentano i costi ma non per forza la Tari. Ancora Giusy Lazzara. La questione Tari, la tassa sui rifiuti, è al centro delle polemiche interne all'amministrazione comunale di Catania. L'approvazione del documento di assestamento di bilancio che prevede un aumento dei costi per 2,7 milioni di euro nei prossimi 2 anni proprio per il servizio di gestione dei rifiuti urbani fa salire la tensione all'interno del Consiglio comunale. Gli extra costi graverebbero sui cittadini per l'aumento del già salato balzello, denuncia così l'opposizione che non ha votato il documento. Il giorno 30 luglio il Consiglio Comunale ha approvato il documento di assestamento di bilancio. Tra le poste modificate vi è il costo della raccolta dei rifiuti, in particolare per gli anni 25 e 26 è previsto un incremento di oltre 2 milioni di euro. L'opposizione ha ritenuto di non poter dare copertura ad una affermazione di questo genere, lasciando così all'amministrazione e alla maggioranza la responsabilità di prevedere, sia pure con scarsa probabilità,
l'aumento delle tariffe Tari. Di rimando il sindaco trantino. È solo una strumentalizzazione di chi non ha altri argomenti politici e cerca di agitare il popolo contro l'amministrazione. E continuerà anche la lotta all'evasione, che si attesta a quasi la metà dei contribuenti, pesando su chi paga regolarmente la Tari. È previsto un aumento dei costi, ma non è detto che debba per nulla essere poi compensato da un aumento della Tari. Ci fermiamo adesso, torneremo tra poco occupandoci del caso dell'inchiesta su appunto l'ex PM Pignatone con un commento illustre di un giornalista del Corriere della Sera, tra poco. E dopo Natoli un altro nome eccellente nell'inchiesta della Procura Nissena su Cosa Nostra e Appalti, indagato infatti l'ex PM Pignatone, oggi presidente del Tribunale della Città del Vaticano. È scettico il commento di Felice Cavallaro del Corriere della Sera, che segue da anni le indagini contro le cosche. Sentiamo. Siamo alla sconfitta di un'intera stagione dell'antimafia. Indagare è un obbligo, ma temo che le inchieste che si stanno rovesciando su uomini come Gioacchino Natoli e adesso Giuseppe Pignatone siano destinate alla prescrizione. Tranne che non si voglia indagare per stragi, omicidi, se si tratta di indagare sulle omissioni o sulle bobine che c'erano o non c'erano, andiamo verso la prescrizione e quindi rischiamo di trovarci con le mani piene d'aria. I magistrati di Caltanissetta riusciranno a trovare il bandolo della matassa interrogando Pignatone o Natoli? Già si capisce come vanno le cose appena li interrogano, si avvalgono della facoltà di non rispondere e quindi l'amarezza diventa una gran pena. Andiamo all'Ars, la riforma sull'ex province viene prima affossata, poi rinviata, slitta la data del voto. Intanto all'interno di Forza Italia serpeggiano malumori per la sospensione nei confronti di Edi Tamaio e Ottavio Zacco, ma sentiamo Marco Gullà. Non passa il DDL sulle ex province, ancora una bocciatura alla ripresa dei lavori all'Ars dopo che l'Aula aveva respinto la richiesta delle opposizioni di rimandare il DDL in commissione. Il testo sulle ex province è comunque stato affossato. A Sala d'Ercole è infatti stato approvato con voto segreto l'emendamento presentato dalle opposizioni che ha soppresso l'articolo 1 del testo facendo cadere l'impalcatura dell'intero DDL. Se ne riparlerà nel periodo autunnale. Un nuovo KO anche per il presidente della regione Renato Schifani, che deve anche fare i conti con le scintille all'interno di Forza Italia dopo la sospensione di 20 giorni nei confronti di Edi Tamaio, mister preferenze alle ultime elezioni, e Ottavio Zacco, consigliere comunale di Palermo. Crepe legate ad alcuni attacchi che i due politici hanno fatto nei confronti del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, sferrati il 7 maggio scorso durante un comizio elettorale a Palermo. Forza Italia per anni ha utilizzato, così come tanti partiti, lo diceva Aristide prima, ha utilizzato la Sicilia per fare diventare deputati solo dei camerieri, gente che non ha mai fatto politica, gente che non ha mai tenuto in mano un facsimile. Riferimento chiaro a Giorgio Mulè. Adesso la sospensione per 20 giorni, pronto già il ricorso di entrambi per una revoca immediata, ma i malumori all'interno di Forza Italia sono più che evidenti. Voltiamo decisamente pagina, adesso andiamo alla musica. Ha saputo unire le generazioni, è un cantautore amatissimo che è tra l'altro estremamente atteso in Sicilia per un mini tour che questa sera intanto lo porterà alla Villa Bellini di Catania per il Summer Fest. Lui è Francesco De Gregori, il nostro servizio. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. Ha fatto cantare ed emozionare generazioni di italiani e lo fa tutt'oggi. Il grande Francesco De Gregori stasera sarà alla Villa Bellini al Catania Summer Fest. Sempre per sempre, dalla stessa parte. Chi lo definisce principe, chi poeta. Sì, perché le sue non sono semplici canzoni ritmate, ma delle vere e proprie poesie, che non si fermano ad una stagione, ma durano una vita intera. Generale, dietro la collina ci
Questa la notte cruca e assassina. La sua generale è una delle più amate. Provate a canticchiarla ad un ragazzo. Quasi sicuramente si... E alle 14.30 su Telecolor, Sicilia 24 Focus, protagonista la Scuola Superiore di Catania, centro di alta formazione dell'Università di Catania, che offre ai giovani selezionati con un bando innovativi percorsi didattici. Ospiti di Adelaide Barbagallo, il presidente della scuola Daniele Malfitana e il presidente dell'Associazione Alunni Scuola Superiore di Catania. Potrete anche inviare le vostre domande con un messaggio di testo alla linea WhatsApp 342 74 55005, la trasmissione oltre che in diretta sulla nostra rete in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo ancora, in chiusura lo sport. Ed eccoci allo sport, a più di 24 ore dall'oro conquistato con la squadra di spada femminile, la catanese Rossella Fiammingo racconta ancora le sue emozioni, le sue parole ai nostri microfoni direttamente da Parigi. Sentiamo Marco Carli. Non ho dormito, zero, solo 2 ore, però il peso di questa medaglia si sente, è una medaglia importantissima, super cercata, sognata, immaginata e adesso ce l'ho fra le mie mani. Le emozioni delle ore immediatamente seguenti alla vittoria sono ancora vive, si passa dalla grande gioia alla considerazione dell'impresa fatta. Rossella Fiammingo, campionessa olimpica con la squadra di spada femminile, rivive così nel video di Fede Scherma il grande successo, condividendolo a casa Italia con le compagne e con un campione come lei. È una giornata epica, ma come stavo commentando con Daniele Garozzo, non è che non ce l'aspettavamo, perché noi sapevamo che era nelle nostre corde, ma poi non sappiamo com'è la Scherma, se veramente poi saremmo arrivati veramente a giocarci loro, perché eravamo forti, ma anche tante altre squadre sono forti come noi. E mentre la compagna, l'altra etnea Alberta Santuccio, annuncia il suo matrimonio a ottobre, Rossella, che con il suo fidanzato Greg Paltrinieri ha vissuto una serata di grandi emozioni, con le medaglie di colore diverso finite al collo di entrambi, promette di rispondere ai complimenti di tutti i suoi fan. Io sono famosa per non rispondere, ma mi metterò seduta in questi giorni di vacanza e risponderò a tutti. Andiamo al calcio, il Catania pareggia con il Pineto nel terzo test stagionale, la partita finisce 0-0, i rossazzurri che attendono altri rinforzi dal mercato, intanto sabato vivranno l'esordio ufficiale in Coppa Italia con la Carrarese dal mercato. Ci sono novità, ma le sentiamo nel servizio. Nessun gol, ma progressi nello sviluppo della manovra. Il Catania chiude con un 0-0 i test amichevoli di Assisi contro il Pineto, che giocherà nel girone B di Serie C. 70 minuti di gioco suddivisi in tempi da 30 e 40. Toscano ha messo in campo anche giocatori finora poco impiegati e che sono destinati alla partenza, fra cui Monaco e Chiricò dal primo minuto, con l'esterno d'attacco impiegato da sottopunta che si è fatto vedere con qualche punizione. In campo a partita in corso anche fra gli altri partenti Rapisarda, Zammarini e De Luca. Popovic è stato schierato in avvio da prima punta, viste le assenze di D'Andrea e Cianci. Per il resto difesa 3, con Gherardi e Di Gennaro in avvio oltre Monaco, centrocampo a 4 con Di Tacchio e Sturaro in mezzo, poi Carpani assieme a Chiricò dietro la punta. Proprio di Popovic al nono della ripresa l'occasione migliore con la traversa colpita di testa sulla punizione laterale battuta da Anastasio. Sul mercato ufficiale il passaggio di Welbeck alla Lucchese, si attende il colpo in attacco con Gomez che è fra i designati all'arrivo insieme ad altri 2 elementi. Si parla di Montalto, di Merola e Corazza, mentre Lescano, a lungo fra i desideri del Catania, va a Trapani. Guglielmotti irrobustisce le fasce, ultimo anno alla Reggiana, prima per 3 stagioni a Renate. Il suo arrivo potrebbe aprire la partenza di Bois. Sabato esordio dei rossazzurri in Coppa Italia a Chiavari contro la Carrarese. Ed è tutto, Sicilia 24 finisce qui, prossimo appuntamento con l'informazione alle 19, vi lascio con Adelaide Barbagallo e il nostro focus dedicato interamente oggi alla Scuola Superiore di Catania. A tutti buon pomeriggio.